voi le vedete le palme, sì. Quello che voi non vedete sono le palle che io mi sono rotto, distrutto. Ops, very good. Steven non vuole. Sì, perché sono in California, sto facendo altri cazzi. Ma ciò non vuol dire che io non abbia visto la partita contro la Fiorentina. Quella col Perugia, io ho dovuto saltare un paio di video perché sono in viaggio, ma quella col Perugia l'ho sentita in radio e avevo delle cose da dire, ma che volevo parlare? Possiamo parlare di quella con la Fiorentina, ma con calma, decisamente. Non c'è fretta. Le cose scorrono lente e inesorabili, come questa squadra verso la Serie B. C'è la paura di dirlo, quasi quella cosa che non si vuole parlare di retrocessione, però bisogna parlarne, perché se non ci faranno retrocedere per una questione di diritti TV, probabilmente, o se decidono che vogliono rendere la Serie B più interessante, ci fanno andare. Io credo che il quart'ultimo posto sia lì, perché tu devi guardare le squadre che stanno ultime in classifiche e devi vedere che loro sono più vive di te, e qualche punto qua o là lo fanno e noi no. Quindi ne parliamo con calma. Adesso io vado a suonare, sono altre cose molto più importanti di questa qua, e con calma poi facciamo un riassunto da Los Angeles. Valerio Fluido è tutto. In realtà non era tutto, perché per parlare di quelle partite serviva molto di più, ma purtroppo la California, siamo tornati a casa, siamo tornati da New York. Valerio Fluido è tutto, e quindi niente, posto questo video pre-Napoli-Lazio, Napoli-Lazio, e vediamo cosa succede, ragazzi, perché io veramente lo posto, perché molti di voi il silenzio di Valerio, lo so, mi rendo conto, purtroppo troppi impegni lavorativi, non potevo postare video dal cellulare, era un macello, ma siamo tornati, non esiste proprio, figuratevi se abbandonavo l'unico sfogo che mi è rimasto a livello calcistico, che siete voi, e siamo più di 1000, finalmente, siamo arrivati a 1000 iscritti. Gli altri che lo so che vedete, perché se ogni video raggiunge più di 5000 vuol dire che siete più di 1000. Iscrivetevi, magari fate pure la campanella, perché io farò dei live dove si parlerà del Napoli live, e ci sfoghiamo, perché le situazioni si stanno definendo, tutti i dubbi che avevamo, i gruppetti, le cose. Mi sembra chiaro, e faccio un riassunto velocissimo, che la situazione post-ammutinamento, credo che oramai, perché Gattuso è molto sincero, non ha filtri, credo che le abbia spiattellate la situazione. Secondo me è chiaro che qualcuno tipo Allan, Mertens, che hanno voluto fare questa cosa qua, altri che non erano d'accordo hanno seguito i leader, però dentro di loro risentimento, non avrebbero voluto farlo, e quindi poi si sono trovati delle multe anche quelli che non volevano partecipare a questo ammutinamento. Insigne come figura non ha saputo mediare tra i due gruppi e ha seguito, secondo me, non è fautore lui ha seguito i leader veri, che sono altri, e quindi adesso c'è uno scatafascio, perché si vede che Insigne la vuole risolvere lui la partita, si vede che si prende le responsabilità, si vede che la squadra si affida a lui, però è poca roba. Insigne da solo non è fuori classe che risolve le partite, purtroppo questa è la verità, e ci troviamo in una condizione in cui è un Napoli dove non c'è collaborazione tra i giocatori, quindi lenti, quindi nessuno si muove a chi c'ha Rong, è una situazione molto molto triste, imbarazzante, ha detto Gattuso. Insomma, è veramente siamo probabilmente alla resa dei conti, e visto che è complicato a gennaio vendere tutti e rifondare al momento, dobbiamo resistere, e resistere significa dobbiamo salvarci per non dover fare delle follie l'anno la serie. Non vorrei parlarne, ma il rischio c'è tutto, perché tu sei capace a Juventus e mica vince la Juventus, e poi ci saranno altre partite toste di squadre che sanno come salvarsi e quindi giocano col coltello dai denti. Noi il coltello non ce l'abbiamo, e quindi servono delle cose così. Bisogna affidarsi ai nuovi, sperando che i nuovi abbiano un friccico
più importante, perché qua non parliamo più di qualità tecnica, non parliamo più di tattica, non parliamo più di moduli e di niente. Serve gente che vuole giocare a pallone e che vuole effettivamente vincere le partite. Altrimenti, se c'hai questa cosa che ti trascini perché l'anno prossimo sai che magari non fai più parte del progetto, ma me ne fotta a me, se sta all'europeo, mi rilasso, mi tranquillizzo, oramai la figura di merda è fatta. E invece no, c'è un intero girone di ritorno dove bisogna arrivare in Europa League. Se il Milan, che era inguaiato in quella maniera, è riuscito a superare tutte queste squadrette nelle quali siamo invischiati, potremmo farlo anche noi, perché poi alla fine Ibrahimovic va bene, ma non basta uno, non basta uno. Certo che Ibra cambia un pochino almeno lo spogliatoio, perché se lui dice un cazzo tutti vanno appresso e nessuno sarebbe capace così. Noi non ce l'abbiamo uno così. E quindi, ma questo perché? Perché è De Laurentiis che non vuole uno così. Ogni volta che c'è un leader che prende il sopravvento, De Laurentiis fa in modo di liberarsene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, iscrivetevi, campanelline, eccetera, eccetera, e vediamo mo' con la Lazio che, per quanto mi riguarda, non vuole impegnare, perché ne hanno vinte di Coppa Italia e di Supercoppa. Secondo me la Lazio si impegnerà per fare un campionato da seconda, perché l'Inter sta cominciando a perdere terreno e i Gobbi un po' ricchionazzi, ho visto delle fotografie in cui invece prendono il largo come al solito. Al di là, piccola parentesi, al di là delle vedovelle di Ancelotti che adesso avete visto che non era lui il problema, lui è il problema, è ancora il problema, ma lasciamo perdere. Calma, perché ho sentito gente che dice no, ma Sarri va applaudito. Ragazzi, non facciamo i cretini che ci dimentichiamo le cose che ha detto e che poi ha smentito, la falsità, eccetera, eccetera. Calma. Però non siamo nella posizione di fare che. Però applausi no, Applausi no, perché noi la nostra squadra la fischiamo, ci sta pure, ma che mo applaudiamo l'allenatore della Juventus, abbiate pazienza, fate i bravi, altrimenti mi faccio afferrare per pazzo. Ci vediamo dopo la partita con la Lazio.